Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Benvenuti, bentrovati, eccoci ad un'altra puntata, esattamente la quarta di Voci dallo Sport, e torniamo a parlare di pattinaggio perché nelle prime due puntate ci eravamo soffermati appunto su questo bellissimo sport, la terza puntata invece abbiamo un po' divagato sul bob, quindi siamo andati in montagna, ma oggi ritorniamo nella Marca Trevigiana tra l'altro, e ritorniamo in pianura, ritorniamo a Spresiano perché siamo andati a trovare le ragazze e il loro presidente dello Skatting Spresiano. Lo presentiamo subito, è Walter Fresk. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera a tutti. Ben trovato anche a lei. Poi abbiamo l'allenatrice Anna Venturato dello Skating Spresiano. Buonasera. Buonasera anche a lei. Poi cominciamo con le atlete perché simpaticamente ci siamo messi in questa maniera perché si diceva prima scala di 10 più o meno l'età, no? Quindi qui abbiamo una giovanissima che è insospettabile come età e che è Giulia Rita Serafin. Sì, buonasera. Buonasera a te. E poi abbiamo quella più piccolina, quella più, che insomma ce n'ha da fare questa, no? Ed è Giorgia Mastellotto. Buonasera a tutti. Eccoci qua, allora le presentazioni di rito sono state fatte e allora andiamo un po' a conoscere adesso lo skating spresiano. Presidente, tocca a lei qui illustrarmi quando nacque lo skating spresiano, come arrivò, tra l'altro il Presidente Fresk, anche se lo immagino, insomma, come si arrivi al pattinaggio da uomo, diciamo così, seguendo le vicissitudini e le cose della figlia, immagino, no? Certamente. Lo skating spresiano quest'anno fa i 40 anni di attività, è una società bellissima, con uno sport bellissimo, ha più o meno 180-190 atleti, da più piccolini che hanno 3 anni e mezzo ai più anziani che hanno 65-70 anni. Che patinano ancora? Che patinano ancora, abbiamo i vari gruppi che fanno. C'è ancora speranza anche per me. Insomma, cioè, anche per me. Molto bene. Io sono arrivato circa 7-8 anni fa a Spresiano perché mia figlia patinava con lo skating spresiano e poi hanno individuato una persona per fare il presidente e sono ancora qui, appena eletto e pronto per altri 4 anni. E pronto per altri successi da portare in casa a Skating Spresiano. Esatto. Giusto, Anna? Giusto, giustissimo. Come diceva appunto il presidente Walter, la nostra associazione sportiva è principalmente una scuola di pattinaggio che si rivolge ad atleti dai più piccolini fino ai gruppi anche di adulti, perché è giusto, è uno sport che avvicina comunque atleti di tutte le età. E noi come associazione principalmente abbiamo, diciamo così, due settori, quello del singolo, quindi del libero, che più o meno si compone di 13 gruppi, dal settore amatoriale ai gruppi preagonistici fino ad arrivare alla squadra agonistica, e la parte dei gruppi spettacolo invece, della quale appunto io sono la responsabile tecnica. Attualmente in società abbiamo 3 formazioni, un gruppo promozionale, un piccolo gruppo di visione nazionale e un piccolo gruppo effettivo, quindi diciamo che offriamo un servizio... Una panoramica completa. Esatto, insomma. assolutamente. Una quando arriva a Spresiano, insomma, ci entra
E ci può finire, insomma, Assolutamente no? sì. Oh, perfetto. Corretto. Anna, tu sei una ex pattinatrice, immagino. Sì, confermo. Io sono stata pattinatrice per soli 28 anni e ho terminato la mia carriera ormai 4 anni fa, ma la passione è enorme e la soddisfazione comunque che si prova da atleta si può avere la fortuna di provarla anche come allenatrice. Io sono allenatrice del piccolo gruppo effettivo che quest'anno ci ha regalato delle emozioni incredibili, perché con il 4° posto ottenuto al campionato italiano c'è stata la qualificazione al campionato europeo e quindi Qui parteciperete, quindi? abbiamo Sì. già partecipato. Com'è andata? Molto bene, Oh, le ragazze sono state davvero super, ci siamo preparate duramente, ma i frutti del lavoro si sono assolutamente visti e abbiamo concluso con un 6° posto in Europa che rende tutti assolutamente orgogliosi delle ragazze. Adesso chiedo al Presidente se è rimasto contento. Aspetta, è rimasto contento, Presidente? Certamente. L'avevo visto serissimo. No, è stata una soddisfazione grande. Devo dire che il nostro Presidente è in questo veramente eccezionale, perché accompagna tutti gli atleti ad ogni competizione, lui è sempre presente, sempre con noi e questo sì, è assolutamente una cosa fondamentale. È un'emozione e sì. Non è, citando la canzone, è un'emozione da poco, tra l'altro, no? Non è da poco questa, anche perché lei mi diceva poco fa, viene dal calcio, viene dal mondo del calcio, quindi non è mica tanto facile passare dal calcio, dalle scarpette bullonate ai pattini. Esatto, io ho fatto il calciatore e ho fatto anche allenatore, pertanto tante cose che le maestre fanno, le allenatrici, le capisco perché si deve lavorare anche tanto sul divertimento e anche sulla mentalità dell'atleta. Nelle prime 2 puntate dedicate al pattinaggio ho chiesto alle allenatrici, tue colleghe, se è cambiato il modo di rapportarsi con questa generazione. Poi andiamo anche dalle giovani e meno giovani qui. Allora, sicuramente... O anche da quando ti allenavi tu o da quando gareggiavi tu, è cambiato? Sicuramente in certe dinamiche si fa un pochino più fatica, però secondo me la cosa fondamentale è non perdere il focus su quelli che sono comunque i valori che il nostro sport deve infondere ai giovani, perché se la mission resta giusta, io credo che anche gli atleti possano comunque sentirsi bene e possano seguire quelli che sono gli insegnamenti di noi allenatori. Noi siamo tutti, la società ci tiene molto, siamo tutti allenatori qualificati e oltre ad essere una scuola di pattinaggio che quindi insegna quelli che sono i fondamentali e gli elementi tecnici peculiari del nostro sport, va anche ad insegnare quelli che sono i valori e quindi ci tiene molto alla crescita personale dei ragazzi e relazionale. E sportiva, chiaramente. Per fortuna che è cresciuto tutto questo. Qui a fianco hai una pattinatrice, ma è una tua allieva? Lei è mia atleta, nonché capitano del piccolo gruppo effettivo. Quindi una realtà ormai assodata, e tra l'altro è una che ha firmato per un'altra società, quindi nel pattinaggio si può anche gareggiare per 2 società diverse. Ci racconti, Giulia Rita, com'è questa storia? Sì, io da quest'anno ho iniziato a fare anche grande gruppo alla società di Mariano Di Piave e è stata una volontà per esplorare altre mie aspirazioni, però io rimango comunque fedele alla società di Spresiano, che è il mio gruppo principale, diciamo, quindi e da cui pattino dal 2022 nella specialità di gruppo, e da quando ho 4 anni invece io faccio parte dello skating spresiano proprio. Perché il Presidente prima diceva, sai perché mi sono avvicinato al pattinaggio? Perché è l'unico sport dove effettivamente, abbiamo poi a memoria visto, ci si avvicina intorno ai 3 anni e mezzo, giusto Presidente? Esatto. Quindi deduco che lei, sua figlia, l'ha buttata in pista a 3 anni. Era ancora all'asilo, 3 anni e mezzo, quasi non camminava. Però sui pattini sapeva andare? Sui pattini andava, sì. Tu invece a quanti anni? Io ho iniziato a 4 anni per una esigenza, diciamo, fisica che
avevo i piedi un po' pendenti all'indentro. Pendenti all'indentro, no, Erano storti. Piatti. Mi avevano E adesso? portato dall'ortopedico e avevano consigliato o lo sci o il pattinaggio. Lo sci era un po' Duretto, lontano, sì, esatto, e quindi i miei genitori mi hanno portato a fare pattinaggio a Spresiano, che era una delle società più vicine dove abito io, e quindi da là è nato E ti hanno tutto. raddrizzato i piedi? Sì. Ti hanno raddrizzato i piedi, guarda che bene, anche questo fanno. Passiamo il microfono alla giovane qui della pattuglia di Spresiano quest'oggi. Anni? Io ho 15 anni e pattino da quando ho 6 anni circa. Sì. Non voglio neanche sapere di che annata sei, perché già sentire 15 anni mi fa... vabbè, quindi da quanti anni dicevi, scusa? Saranno 8-9 anni che pattino nello skating spresiano. Tu hai firmato per un'altra società ancora o no? No, ancora Ma no. qui Rimango fedele, sì, Rima- certo. Cioè, hai capito, rimane fedele, quindi mi raccomando. No, beh, e tu a che età ti sei avvicinata? al A pattinaggio? 6 anni appunto, in prima elementare sono andata a vedere il saggio di pattinaggio appunto di una mia compagna di classe e mi sono innamorata di questo sport e di come appunto era organizzato questo saggio che si tiene ogni anno verso fine dicembre, inizio dicembre, ecco. Per fortuna che non volevano parlare, che avevano paura a parlare le ragazze qui. Le ha scelte giuste la capitana e poi una che insomma è in espansione. Anna, ci sono grosse soddisfazioni immagino, perché da come parlano loro insomma c'è un approcciare a questo sport che purtroppo è considerato ancora, cosiddetto con quella parola che non mi piace, sport minore. Assolutamente, purtroppo è considerato uno sport minore, pur essendo in realtà uno degli sport più completi che esista, nel senso che sia dal punto di vista proprio di allenamento fisico, ma tutti gli aspetti che va a toccare il nostro sport lo rende assolutamente una disciplina a 360 gradi, perché appunto per noi è fondamentale la preparazione atletica, è fondamentale sicuramente l'aspetto tecnico, la parte di esercizi sui pattini, ma poi c'è tutto un lavoro che a volte magari non si ricorda, ma che riguarda la parte espressiva, Sì. lo studio di costumi, scelte musicali, quindi veramente è uno sport a 360 gradi. È uno sport minore, sì, però è anche vero che noi come associazione siamo comunque sicuramente molto presenti nel territorio, siamo Il una Presidente realtà... diceva 180-190, no? Esatto, Quindi- siamo una realtà comunque apprezzata e che negli anni si è distinta anche per aver ottenuto Dei degli ottimi risultati, risultati. Il settore gruppi spettacolo è comunque in grande crescita, come dicevo prima, ma la nostra è storicamente una società di singolo e proprio in questa disciplina è da circa 20 anni che tutti gli anni riusciamo a salire sul centrare podio gli obiettivi. italiano. Beh. Assolutamente. Sì, anche perché si parla di sport minori, Presidente, però cioè il pattinaggio è veramente disputato, frequentato da tantissime, soprattutto ragazze, insomma, però ci sono anche i ragazzi, no? Confermiamo. Assolutamente sì, confermo. Sì. Ci sono delle competizioni che fanno sempre a Misano in settembre e lì ci sono delle iscrizioni di 1600-1800 ragazzini Sì. che gareggiano in 10 giorni. Cioè, Sì, quindi parlare di sport minore è un po' riduttivo, perché esatto. con i numeri che ci sono, giusto? Esatto. Ma, un'altra domanda che mi veniva spontanea prima, Giulia, ma essendo tesserata per 2 società, ma quante ore di allenamento fai? Faccio... Cioè, tu non dormi mai in pratica? No. No, allora io mi alleno 3 volte con lo skating spresiano e 2 volte con la società di Mareno. Tutti i giorni? Quasi? No, a settimana. Vabbè. E faccio il lunedì e il martedì faccio circa 4 ore, mentre il giovedì ne faccio 2. E lì invece più giovane quanti? Allora, io invece faccio ogni giorno della settimana circa 2 ore, 2 ore e mezza di allenamento, quindi siamo intorno alle 12 ore complessive settimanali, ecco. Però vedi il bello è che una fa questo tipo di sport e non pesa. Cioè, ci sono certi, non me ne voglia,
siamo amanti del calcio tutti e due, però i calciatori sembra che per fare 4 allenamenti alla settimana, hai mal dappertutto. Questi qua, Dopo loro, i calciatori fanno 3 allenamenti a settimana e la partita domenica. Loro fanno 5-6 allenamenti e più, no, la partita, la gara ne faranno 4 o 5 l'anno di importanti. Pertanto si lavora no, sono diversamente dal calcio. Diversamente. Facciamo un po' un bilancio perché stiamo andando verso la chiusura, insomma. Quindi Anna, che cosa ci aspettiamo da questa annata che non so se sia in fase conclusiva oppure ancora in fase di apertura? Allora, in realtà per il settore gruppi spettacolo la stagione è terminata e diciamo che tirando le somme abbiamo un bilancio assolutamente positivo e la voglia è quella di continuare a lavorare, crescere sempre di più e perché no, ottenere risultati sempre più grandi. Mentre per quanto riguarda il settore del singolo invece le ragazze che si sono qualificate al campionato italiano disputeranno la loro ultima gara qui alla fine del mese, quindi insomma facciamo a tutte un grandissimo in bocca al lupo e l'augurio che faccio a tutti noi è di continuare così e di crescere sempre di più. Chiaramente, in bocca al lupo a tutti, anche perché poi 40 anni di attività, Presidente, quindi... Noi abbiamo anche sul singolo abbiamo Valentina Scomparin, che è una allenatrice che da più di 20 anni che è nello skating spresiano, è un'ottima allenatrice che segue il singolo. E quest'anno faremo i 40 anni, stiamo preparando il saggio, lo faremo il 12-13 a Montebelluna di dicembre, sì. E faremo un super saggio. 40 anni sarà molto 40 anni non sono pochi per una società. Non sono pochi. Non sono pochi. Ma poi mi piace perché anche Anna parlava di sono qui da 8 anni, questa 20 anni, quindi vuol dire che a Spresiano stanno bene. È una famiglia. È una famiglia, sì. Tante volte c'è competizione, ma è bello perché la competizione porta a crescere. E se non ci fosse competizione... Non ci sarebbe crescita. Esatto, anche tra atleti ci sono tante competizioni. Chiaro. Giulia, sentivo prima che parlavate del mondiale. Sì, con il grande gruppo del Mareno ci siamo qualificate ai campionati mondiali che si terranno in Paraguay dall'inizio di ottobre fino a metà ottobre, più precisamente fino al 18 di ottobre. E sì, è un grande risultato e... siamo contente. Immagino. Lei è contenta, Anna? Assolutamente, nel senso che sicuramente è un'opportunità di crescita per un atleta, insomma, che stiamo seguendo e quindi assolutamente sì. Ma per quelli meno esperti come noi, come me, insomma, quando si parla di grande gruppo, quante sono in grande gruppo ha un minimo di 16 fino ad un massimo di 30 atleti, mentre il piccolo gruppo va da un minimo di 6 a un massimo di 12. 16 da 3, cioè tenerle a botta a tutte non è facile. E la gioventù invece dei 15 anni a cosa punta per questa annata, per le prossime annate? Allora, appunto tra 2 settimane si terranno i campionati italiani, io li svolgerò a Rimini, mentre invece un'altra mia compagna a Piancavallo e una settimana prima di me, invece verso metà luglio, ci sarà un'altra mia compagna ancora che sempre a Piancavallo gareggerà i campionati italiani. Ecco. Sei una detta stampa delle tue compagne, sa tutto. Una al mare e una ai monti, giusto? Esatto. Molto bene così. Tu invece riposi o cosa fai? Sì, noi abbiamo disputato i nostri campionati italiani a fine marzo, e poi con i campionati europei li abbiamo fatti inizio maggio. Riposo della guerriera. Aspettiamo i mondiali. No. Ma la capitana come viene scelta? La capitana deve essere giusta sotto tutti gli aspetti.
e quindi deve essere un punto di riferimento sicuramente per le compagne. Ma è la fascetta come i calciatori sul braccio oppure No. Che cosa si mette? Niente? Non è individuabile o sì? Niente, però no, non è Però si individuabile, sa, però sì, all'interno del gruppo si sa, si Bene. conosce. Abbiamo un po' scherzato, Presidente, chiudiamo seriamente, non perché non lo siano state loro, chiudiamo seriamente, quindi 40 anni, c'è questo appuntamento da concludere, da fare, che cosa si auspica nei prossimi suoi 100 anni di guida alla Presidenza? Ah, gliene ho dati, Io ne ho altri 4. Vabbè, intanto facciamo un Sì. un passetto alla volta. Va bene, gli altri Ma l'importante è che le ragazze si divertono e noi genitori seguiamo loro e ci divertiamo anche noi. Questo è l'importante. Questa è una delle più belle cose che poteva dire, Presidente, perché effettivamente insomma, è uno sport che invita a essere praticato. Anna Venturato, in bocca al lupo, buon lavoro con tutte le sue atlete. Crepi, grazie mille, io invito tutti quanti a seguirci sui nostri canali social che sono attivissimi. Sono attivissimi, sì, ognuna... Però qui prima parlavi di TikTok, allora lei non va su TikTok, la Giulia non va su TikTok e l'altra invece dice, bah, io aspetto ancora, giusto? Io Esatto. aspetto, molto bene. Eppure io li vedo su TikTok, non lo so come mai. Vabbè, ormai. Giulia Rita Serafin, in bocca al lupo anche per te. Grazie Crepi, il lupo. E a Giorgia Mastellotto, in bocca al lupo anche a te. Grazie Ma tu ne hai mille. di anni da masticare ancora. Sì, ancora sì. Bene. Allora, noi vi ringraziamo, la quarta puntata termina qui, abbiamo parlato dello skating spresiano quest'oggi, basta dire sport minore, sport maggiore e quindi andate a Spresiano, Presidente, li mandiamo tutti là. Vogliamo le Olimpiadi, Oh, vogliamo le Olimpiadi anche noi. Oh, sì, è vero, questo non ne avevamo parlato, ma c'è questo obiettivo e speriamo si concluda il più presto. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Voci dallo Sport. Voci dallo sport, in collaborazione con Oweld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.